Con Adriatica navighiamo dall'isola d'Elba verso sud fino alle isole Pontine e poi a ovest fino alla Sardegna, lungo le coste del Tirreno, per mare e per terra, con qualche puntata anche all'interno, sulle tracce degli antichi navigatori che per primi colonizzarono il Mediterraneo. Oggi tappa di trasferimento e in attesa del nuovo equipaggio faremo rotta su Pianosa. Stamattina ho visto l'alba del 21 giugno, solstizio. C'eravamo io e i gabbiani che invocavamo il sole. Era bello stamattina. Dove siamo? Verso Pianosa. Ci arrivo. Un caffè. Stamani abbiamo una visibilità veramente splendida, infatti a 25 miglia a sud di noi c'è Montecristo e oggi riusciamo a vederlo veramente nitido, sembra vicinissimo. Con noi c'è anche Cinzia che ci accompagnerà, invece davanti abbiamo la Corsica e tra noi e la Corsica c'è Pianosa che però è troppo bassa, non riusciamo a vederla. Mancano 4 miglia e mezzo circa. Quella che si vede appena appena, che sembra un atollo, è Pianosa. È veramente piatta. Non a caso i romani la chiamavano Planaria. Sono Righetti, Adriatica. Buongiorno, buongiorno. Senta, noi siamo in avvicinamento a Pianosa, saremo lì tra circa mezz'ora. A Pianosa c'è un carcere. Leggevo che a Pianosa sono arrivati a ospitare fino quasi a 1000 detenuti. Prima della decisione poi di istituire un carcere di massima sicurezza. Qualche detenuto ha tentato la fuga tentando di andare verso la punta di Seccheto. A nuoto. A nuoto, certo, poi li beccavano. Un carcerato con una camera d'aria, pare che ce l'abbia fatta. In realtà, da vedere almeno, Pianosa è vicinissima all'Elba. Ah, ma accidenti, lo credo che i pirati accendendo i fuochi qui davanti facevano il terrore sull'Elba perché ci mettevano un attimo ad arrivare. A metà del Cinquecento Pianosa, infatti, fu invasa dai Saraceni, comandati dal pirata Dragut, che fece una strage. 500 persone prese o uccise o portate come schiavi a sto Dragut. Ci hanno offerto gentilmente di attraccare al molo, ma tra un po' arriva la nave e poi ci sono un po' di ferri in fuori. Quindi preferiamo dare ancora e poi scendiamo con il tender o canotto come lo chiama Patrizia. Stiamo appunto accostando a Cala dei Turchi. Avvicinandosi bisogna fare attenzione. Pianosa era soprannominata l'ingannatrice dei naviganti. Bisogna stare attenti non solo allo scoglio della Scola, ma anche ad altri scoglietti affioranti. Beh, io qualche baracchino turistico l'avrei visto volentieri, mi avrebbe angosciato di meno, perché è vero che è molto affascinante, però è un po' spettrale. E poi ci sono le garitte, c'è i segnali proprio del carcere. L'isola è parco nazionale, quindi è vietato l'accesso, la pesca, la navigazione entro un miglio, la sosta e l'ancoraggio. Noi abbiamo chiesto per tempo il permesso all'ente parco. I rintocchi della campana del paese fantasma. L'abbandono conferisce al tutto un fascino particolare, ma anche un filo di inquietudine. Per fortuna, il solido braccio di Sandro, la guardia carceraria che mi accoglie, è molto rassicurante. Ieri Ciao, piacere. Senti, ma che meraviglia. C'è un'atmosfera... un'atmosfera surreale. Sì. Allora, direttore, riassumendo la storia recente di Pianosa, è stata viva,
quindi abitata dalle famiglie, abitata dai carcerati fino al 97. 97, sì. Qui era una grande comunità, ci vivevano più di 100 famiglie, c'erano le scuole, si produceva di tutto. E c'erano vigneti, oliveti, di tutto. E poi è stata chiusa. Ma adesso però la situazione è strana perché in realtà dipende da Porto Azzurro, quindi il carcere è chiuso ma è ancora aperto. Sì, c'è un cosiddetto presidio dove ospitiamo detenuti in articolo 21, cioè che hanno la possibilità di lavorare all'esterno. E l'idea era quella, insieme agli altri enti, il comune che è competente territorialmente, il parco, la provincia, eccetera, promuovere delle attività di ricezione, turistiche, di coltivazione, eccetera, che dessero lavoro anche ai detenuti. Intanto sta arrivando il traghetto che ogni martedì fa servizio coi turisti. Turisticamente, che altre cose può offrire? Dai percorsi didattici per le scuole, dalle ricerche, ospitare persone che hanno voglia di fare vacanze diverse, perché questo è un posto particolare. Comunque questa storia di quest'isola, la pirateria, c'è, chissà perché. È qui in mezzo a tante altre isole e ha sempre subito un destino particolare, anche un po' feroce a modo suo. Sì, credo che ci sia stato qui il famoso Dragut che abbia fatto una strage. Ma è meraviglioso, ma è una roba da... mi sento Dragut. Sbarcata sull'isola di Pianosa. Fantastica, cioè una scenografia a cielo aperto, meravigliosa, dobbiamo assolutamente sfruttarla. Dragut che appare da lì ragionando su cosa farà, cosa non farà per prendere l'Elba. Questa è una cosa meravigliosa, voluto da questo Leopoldo Ponticelli, che alla fine dell'Ottocento era il direttore del carcere e pensò bene di fare di questo luogo una scenografia praticamente. Quindi il castello, il palazzo, questo porto, quell'arco meraviglioso, e da lì facciamo uscire Dragut, così, e poi da lì facciamo la gente che scappa, non so, un po' di scena, cioè un posto così è troppo bello per non sfruttarlo. È bellissima, È bella, è magari- sospesa. È bello da fare a piedi magari un po', Sì, perché sembra un posto colpito dalla peste e abbandonato di corsa. Io sono stato 64 anni fa qui, perciò lo ricordo, è il mio posto preferito. Dal traghetto è sceso Alberto. È nato qui, ma se n'è andato subito dopo la guerra e torna solo oggi, dopo più di 60 anni. Ho fatto tutto il periodo di guerra, l'ho passato qua. Com'era Pianosa durante la guerra? Per me, come ragazzo, bellissima. Naturalmente per mia mamma e mio papà un po' meno, ma per me era stato un sogno. Quando passavano gli uccelli se ne arriva al cielo. Era la palla. Voi non ve lo immaginate. Abitavo là, all'angolo. Ma perché, scusi, il suo babbo cosa faceva qua? Il brigadiere delle carceri qui. Quindi lei come figlio ha vissuto qua? Sì. E le è rimasta nel cuore? E guarda, torno. Come la trova? Cambiata, in peggio. Sotto lì c'è una grotta e andavamo a rifugiarci. Dopo è cambiato tutto, siamo andati nelle catacombe a dormire. Perché bombardavano? Bombardavano e andavamo a scuola tramite le catacombe. Le famose catacombe di Pianosa, che ora sono un'attrazione turistica. Nel III secolo hanno protetto i cristiani e durante la guerra erano un rifugio antiaereo. Ho fatto tutto il periodo di guerra, l'ho passato qua. Per me era meraviglioso. E i proiettili che ci sfidavano, eravamo bambini, no? E mia mamma, che era sotto quel rifugio, era qui che diceva, venite via da lì. Insomma, Poverina. Noi... Era un gioco. Gioco. Poi c'è la scoletta, che era il mio sogno che dovevo raggiungere per forza. Partivo a nuoto per cercare di raggiungere. Quello scoglione laggiù. Difatti una volta abbiamo tagliato un fusto di benzina. Cioè facevate le prove di evasione come se foste dei carcerati. Poi abbiamo fatto una zattera per raggiungere, sempre mi viene a prendere. Non sono mai arrivato là. Il mio sogno è arrivare là. Ma e con i carcerati avevate dei rapporti? I rapporti, allora, c'era uno che mi portava sempre le calze. Si faceva le calze con la maglia, poi arrivava davanti a casa mia e diceva: questo sono per te. E mio padre non voleva perché, insomma, sei tu,
stai al posto tuo perché insomma è un rischio. Adesso voglio andare a vedere la casa ed è quella che io, per me è la più bella. Vada, non voglio trattenerla. Ma è la prima volta che lei torna dopo tanto tempo? Sì. Ah, dai. Per me, adesso tremo, se mi sente. Grazie mille, arrivederci. Che bello, andiamo, deve far vedere la casa ai nipoti, dove è stato per un sacco di anni, 64 anni fa. Qui c'era il tabaccaio, quindi c'era un sacco di... Questa piazza dovevate vederla, voi vedete lo schifo adesso. Allora qui sono 2 pensioni, una si chiama Sor Evelina, l'altra Sor Anna. Lì a fianco c'era una panca che durante l'armistizio mi hanno ubriacato e mi hanno trovato sotto quella panca. Mi hanno messo sul biliardo a bere, no? Nell'angolo giù ho preso un polpo enorme che mio padre mi diede davanti a quelle botte. Perché hai preso un polipo? Ma lui mi tirava a me perché era talmente grosso che non ce la facevo a tirare fuori. Ma dai, una piovra! Piovone! Adesso devo andare a vedere la mia casa di là. Dai, andiamo a vedere. E io abitavo quella porta lì. Dove c'è quella baracca dietro c'era una postazione tedesca. Una volta è arrivato un aereo a bassa quota. Io venivo su per la strada e vedo questo aereo. E qui c'era una bambina, si chiamava Stella, e mio fratello. Io l'ho preso e l'ho messo contro il muro e mi ha mitragliato tutta la strada. Oh! Tutta la strada. Ma era normale tutti i giorni. Qui era il posto. Questa è mia casa. Ecco, guarda che roba. Una vergogna. Diciamo la mia vita l'ho passata qui. Era una piscina naturale? Beh, insomma, miseria, ma bella. Una bella miseria. Stupendo. Carlo ci porta in giro per Pianosa. C'erano veramente le scuole, tutte le scuole, fino alle scuole elementari. Questa era una foresteria dell'amministrazione. Farmacia. Era un piccolo paese. Beh, è un paese anche, mica tanto piccolo. C'erano 1000 detenuti fino agli anni 90, con 600 agenti, 700 tra il personale, quindi insomma viveva tantissima gente. Ma che bella sta villa! Questa è la villa dell'agronomo. Beh, anche questo è in disuso, cadente. Sì. Ma non si può. Qualcosa bisogna fare. Beh, visto che la storia di Pianosa ormai è legata al carcere, fare un carcere aperto che ospita 100-150 persone che si curano di tutta la manutenzione delle strutture, dei sentieri e quindi dare un valore aggiunto alla visita, alla presenza poi turistica qui. Piantare le vecchie attività produttive, si facevano del formaggio buonissimo, c'erano dei prodotti, degli orti meravigliosi, c'erano tutti i campi coltivati, quindi abbinare l'aspetto naturalistico, storico e quello sociale. Aspetta, però, se uno deve fare i campi, se deve fare queste cose qui, ti viene immediato dire allora abbiamo bisogno del trattore, abbiamo bisogno di questo, e l'isola diventa uguale a tutto il resto. No, invece l'isola deve rimanere un esempio di ecosostenibilità, quindi nessuna macchina, si va solo in calesse, come gli Amish, no? Cioè, quelli disposti a vivere così vengono qui, gli altri stanno a casa. Bellissimo, guarda che precisione. Con gli scarpellini. È un piccolo muro poligonale fatto perfettamente dai detenuti. È piena di muretti, di zone poi coltivate ma recintate. Bellissimo. E Pianosa è stato uno degli istituti nel Novecento, quando poi si è sviluppata, all'avanguardia, perché c'erano tecniche agricole innovative. Adesso quanti ce ne sono dei detenuti? Ora 5. Quanti? 5. 3 lavorano per il ristorante della cooperativa, che prepara i pasti per i turisti, e 2 per noi. Qui doveva nascere, negli anni passati, doveva avviare un progetto di collaborazione tra il Ministero della Giustizia e quello dell'Ambiente, per recuperare delle strutture, degli spazi, per poi avviare servizi di ricezione e turistici. E poi la cosa si è fermata.
Quindi niente, speriamo che si riprenda, insomma. Ed ecco dove vivono i detenuti oggi. Un carcerato sicuramente più felice di stare Certo, qui piuttosto certo. che stare... Quindi abbiamo lasciato le sbarre perché c'erano e quindi come aspetto diciamo storico, però in realtà le porte è un ostello più che una sezione. È un ostello? Una villeggiatura. Sì. È stato carcerato chi? Pertini. Qui è stato imprigionato sì. Pertini quando ovviamente era in clandestinità, partigiano e antifascista. Qui abbiamo una trentina di stanze, che loro hanno la biciclettina, escono la mattina. Con la bicicletta, con la mountain bike, escono, c'avevano il campo da calcio, cioè... mica male. Qui la cucina. Buongiorno. Lui è un cuoco arrangiato naturalmente, perché cucinate per te, no? Tra l'altro lui è qui, ma speriamo di inserirlo come guida, perché lui ha fatto il corso. Qui mangiano, al refettorio si mangia tutti insieme e poi ci sono tutte le stanze, ora ve le faccio vedere qualcuna. Pensare che ci sono 40 posti che da domani potrebbero essere utilizzati per 40 detenuti, togliendoli quindi da strutture sovraffollate, dandogli del lavoro, e questo è il recupero, questo è il senso della pena, dovrebbe essere, no? Mi auguro che, io ci credo, insomma, qualcosa va fatta. Ce l'hai le chiavi, Sandro? Questa, è libera. Noi ci stupiamo, però in realtà il regolamento penitenziario prevede che ogni stanza abbia il bagno con la doccia separati e chiaramente la televisione. L'arredo classico è questo. Il signore che fa in cucina è un detenuto, Certo, no, perché sì, non si sì, capisce. Sì, sono detenuti. E poi tornano qui? Poi tornano qui. E chiudono loro? Certo, sì, si chiudono in camera Si e chiudono in la mattina camera, è finita. sai che alle 7 devi svegliarti e andare a lavorare. Ho capito. La E gente, chi è che controlla? il personale nostro di polizia, ecco, chiaro. cioè, quindi un personale di Hai polizia degli orari, che viene? esatto, di entrata e di uscita. Sono persone che tra un po' torneranno nuovamente in società, ma che hanno avuto modo anche di essere responsabilizzati, perché questo è importante. Capire che il loro ruolo e la vita si guadagna lavorando tutti, rispettando le regole, perché poi quando tu entri in carcere vedi soltanto o persone, Certo. no? E quindi il rapporto è sempre falsato, non sei mai te stesso, perché sai di essere continuamente giudicato e valutato. Qui invece hai modo di essere te stesso, nel bene e nel male, che ti fa crescere, perché poi fondamentalmente è questo, no? Beh, tre cose importanti comunque qui ci sono. Umano, sociale e amore per la vita. Quindi secondo me anche poter stare in questo posto, anche come ambiente e tutto, ti crea anche quella pace dentro, ecco. Questo è il muro di cemento armato fatto costruire nel 1979. Divideva la parte libera del paese da quella detentiva. Dalla zona libera entriamo in quella che una volta era vietato perché era carcere. Ah, stiamo entrando. Si entra nella parte penitenziaria. Mamma mia. Cinzia, quel muro Sì. stona completamente con tutto il decisamente. contesto, però anche quello appartiene un po' alla storia. nostra italiana, perché in realtà questo muro ricorda un po' gli anni di piombo, cioè i momenti dell'Italia che viveva in quel periodo, e venne costruito proprio perché si volle istituire qui in una delle diramazioni un carcere di massima sicurezza. Ma è solo una brutta scenografia. Più avanti, infatti, finisce nel nulla, non serviva a niente. Un incidente della storia del carcere. Quindi primi del Novecento carcere modello, poi anni 70 massima sicurezza per il terrorismo, poi per la mafia, e successivamente invece di nuovo carcere modello con Certo. i detenuti in semilibertà, eccetera, eccetera. Adesso questa cosa paradossale per cui è chiuso, ma è una dépendance del carcere di Porto Azzurro, quindi ancora qualche detenuto c'è. Il muro sarebbe un problema abbatterlo, chissà quanto Sì. ci vorrebbe, eccetera, eccetera. È brutto, anche visto dal mare, proprio brutto, però c'è. Allora, appunto, lo Jurassic Park va benissimo così, con le guardiole, eccetera, eccetera. Facciamo di là, facciamo
comunque dell'accoglienza per ragazzi, studenti, colonie, no? Cioè non penali. Da questa parte tutto chiuso nel senso con il carcere, con l'entrata tipo Jurassic Park, e qui appunto tutta la parte invece selvaggia. E quindi a un certo punto bisognerà anche lasciare la natura così com'è, cioè l'uomo è sempre un disastro tutte le volte che arriva. Sì, però tra l'uomo e la zecca preferisco l'uomo. Sta attenta, andiamo. Non so, non vorrei che... No, io non lo riconosco. È liquido, Non lo sai? riconosco No, neanche. ma le vedi che camminano. Per fortuna alla zecca ci pensa Sandro, io ne ho il terrore, ma purtroppo l'isola, dopo che i terreni sono stati abbandonati e dopo che il bestiame non c'è più, è letteralmente infestata dalle zecche. Ma il parco si oppone alla disinfestazione perché comprometterebbe anche la microfauna. Intervenire o conservare, fare o non fare, e se fare, cosa fare? Questo è il dilemma. Dai che andiamo. Sì, non bisogna mai Inseguiti da un nuvolo di esatto. zecche. Esattamente, ce ne andiamo. Fame! E questo è il ristorante gestito appunto in parte dai detenuti, che è il luogo di aggregazione rimasto poi adesso a Pianosa. E qui ci sono i gadget immancabili. Ciao. Buongiorno. Gianluca. Ciao. Sì, dai. Diciamo che si mangia. Ora bene, poi me lo dici dopo. È lui il maestro. Ah sì? Mostafa. Allora dici. Abbiamo del primo scoglio, riso di mare, pasta a pomodoro, prosciutto e melone, Guardate con la caprese, lo spada. spada alla piastra, patatine, insalata mista, frittura. E ora ti do il riso. Un minuto. Ecco, a gestire questo ristorante non solo è una cooperativa. È una cooperativa sociale, è una cooperativa che dà modo agli detenuti o ex detenuti che possono usufruire di un trattamento particolare che è l'articolo 21 e accedono a questo trattamento detenuti che hanno già in buona parte scontato la pena, che si sono sempre comportati in un certo modo e quindi possono accedere al lavoro esterno. Contatto col pubblico, contatto con la gente, molto importante, delicato, ma in un ambiente come Pianosa che è protetto è il luogo ideale. In questo locale occupiamo 7 detenuti a pieno regime. Questi ragazzi hanno la possibilità, attraverso il lavoro esterno, di avere quei contatti che possono garantire in un certo senso un reinserimento e anche poi un'opportunità economica di guadagnare qualche cosa, mandare un po' di soldi a casa, insomma sentirsi comunque partecipi della vita economica della famiglia e questo insomma, è un aspetto importante. Insomma. Poi imparano anche un mestiere perché il cuoco è bravissimo, abbiamo mangiato benissimo. Comunque sia, noi facciamo anche dei corsi, proprio qui a Pianosa sono stati fatti dei corsi di cucina e poi per il servizio in sala, per cui insomma, imparano. Crostata con marmellata di gelso. Ma accidenti, il gelso, poi chi lo trova più il gelso in giro? Davvero è difficile. Al porticciolo di Pianosa arriva un gommone carico di biologi marini. E venite da Piombino? Piombino, incontrato per la strada. L'Istituto di Biologia ed Ecologia Marina di Piombino e abbiamo una convenzione col CNR, quindi facciamo questi studi qua su Pianosa ormai da 2 anni. E cosa ci fate a Pianosa? Cos'ha Pianosa di particolare? È un'isola rimasta abbastanza intatta, un po' un gioiellino da un punto di vista di ecologia marina quest'isola. I fondali bassi di Pianosa sono ricchissimi di flora e fauna marina e per di più sono facilmente accessibili agli studiosi. Professor Roberto Bedini, che è biologo, naturalista e zoologo, ma perché venire a studiare il mare di Pianosa? Cos'ha questo mare di speciale? Praticamente ci troviamo a studiare una natura incontaminata. È come avere una delle isole Galapagos a disposizione qui nell'arcipelago toscano. Beh, ora io non esagererei, però io penso che davvero questo sia eccezionalmente un banco di studio unico. Quindi questo potrebbe essere proprio
un'aula di studio eccezionale. Io sto parlando di un progetto per università, cioè per studenti universitari, per laureati. E comunque, insomma, scusa, mi dai ragione, galapiamo Pianosa, cioè rendiamola una delle Galapagos. E funziona così anche là, un paradiso naturalistico in cui hanno libero accesso solo gli studiosi, anche i turisti arrivano, guardano, disturbano il meno possibile, stanno nei loro sentieri e poi se ne vanno. Tra le varie cose belle che ci sono qua che stanno crollando, c'è questa cosa che è veramente interessante. Questo sperone di roccia che una volta si trovava là sopra e che adesso è crollato ed è qui sul mare. Era probabilmente un simbolo, quasi un blasone, diciamo, ed è una croce di Malta con una corona sopra. Il fascino di Pianosa sta nella sua storia. E a proposito, noi che stiamo navigando lungo le coste del Tirreno per ricostruire e rappresentare le gesta dei popoli del mare, non possiamo lasciarci sfuggire questa occasione unica. Allora no, aspetta. Sandro, inappuntabile guardia carceraria, si presta a interpretare il terribile pirata Dragut. Sono più un sanadino. Lo sei. Dragut, nato in Anatolia, diventato praticamente, diciamo, un ammiraglio della flotta turca. Era la stessa la pancia di Dragut? Sicuramente. Cioè lui comincia a fare tutte queste scorrerie, arriva anche qui assieme ai francesi, perché i turchi erano alleati dei francesi, e quindi ha il permesso di prendere queste isole. E Carlo, un altro abitante di Pianosa che è diventato nostro amico, potrebbe essere un gentiluomo francese suo alleato. Ci stai? Ok. Non stringe, però. Che ci tocca fare per campare? Cioè, allora lui dice, come sei un pirata? Sì, Dolce Gabbana. Ecco, sì. appunto, c'è Armani, insomma, c'è un pirata un po' affine. In realtà, adesso questa è un'iconografia un po' sbagliata, perché cioè, questo era un ammiraglio. Avvisa la ciurma che tra un po' arriviamo a bordo. Benissimo, sarà fatto. Era un personaggio importante, quindi probabilmente non è che fosse vestito, insomma, così da iconografia del pirata come abbiamo fatto, però... Il terribile Dragut non era un semplice pirata. Era l'ammiraglio di una vera e propria flotta franco-turca che per anni ha depredato e terrorizzato le isole dell'arcipelago toscano. Nel 1553 Dragut manda parte della sua flotta ad espugnare Pianosa. 500 abitanti furono uccisi e 200 deportati come schiavi. Cioè, a questo punto basta, perché Dragut era capo di 20.000 uomini, non so quante galere, cioè era una roba incredibile, era un ammiraglio. È sempre da solo, non c'abbiamo neanche uno straccio di marinaio. Vabbè, io farei basta così. Sandro però è stato bravissimo. Come Dragut è poi buono, E dopo il bacio del pirata buono, proseguiamo il viaggio sulle rotte dei popoli del mare. Nella prossima puntata andremo ad esplorare l'Argentario, Porto Ercole, Orbetello, Cosa e le vestigia degli antichi Tirseni, i popoli del mare.